Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti su quanto sta accadendo in Veneto in queste ore. In apertura di questa edizione andiamo in provincia di Vicenza, ad Arzignano, perché sabato sera un sedicenne è stato accoltellato in piazza dopo una rissa tra giovanissimi. Dietro l'agguato c'è l'ipotesi di una spedizione punitiva. Sul caso indagano i Carabinieri. Ci raccontano tutto in diretta Marta Zatta con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, l'accoltellamento è avvenuto proprio qui in via Campomarzio ad Arzignano sabato sera attorno alle 21. Come dicevi tu, la pista che stanno seguendo i carabinieri è quella di un regolamento di conti. Ad essere ferito in modo grave un sedicenne che è stato accoltellato da dei coetanei, si parrebbe di origine albanese. Ferito anche l'amico che era con lui, un 17enne originario del Bangladesh, raggiunto all'addome da dei colpi di cacciavite. Purtroppo appunto il ragazzo sedicenne è finito in maniera grave all'ospedale, non sarebbe però in pericolo di vita. Ma vediamo innanzitutto la ricostruzione di quella sera nel servizio di Ivano Tollettini. Una spedizione punitiva, preparata per vendicare uno sgarro. È questa l'ipotesi su cui lavorano i carabinieri dopo il violento episodio avvenuto sabato sera nel centro di Arzignano. Nel mirino un ragazzo di 16 anni di origine magrebina, colpito al torace con una o più coltellate. Con lui anche un amico, un 17enne di origine bangladese, rimasto ferito in modo più lieve nel tentativo di difenderlo. Secondo le prime ricostruzioni, in piazza sarebbero arrivati almeno 3 o 4 giovani armati di coltello e anche di un cacciavite. Un agguato scattato dopo un precedente litigio, forse per motivi banali, ma degenerato in violenza. I due gruppi si sarebbero affrontati rapidamente, poi i colpi, il sedicenne è stato raggiunto al petto, l'amico ferito all'addome. Subito dopo gli aggressori sono fuggiti, facendo perdere le tracce tra le vie del centro di Arzignano. Immediato l'intervento dei soccorsi, il sedicenne, più grave, è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Non sarebbe in pericolo di vita, ma resta ricoverato in prognosi. Anche l'altro giovane è stato medicato, ma all'ospedale di Arzignano. Fondamentali per le indagini dei carabinieri le telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte nelle ore successive. I militari stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica e identificare i responsabili. Una violenza che riporta al tema delle bande giovanili e delle regolazioni di conti tra coetanei. E ora la priorità è chiudere il cerchio attorno agli aggressori. Ecco, quindi appunto abbiamo sentito violenza giovanile, le due vittime si sarebbero poi rifugiate in un locale nella vicina Viale Kennedy, appunto per fortuna il gestore del locale ha chiamato prontamente il 118 e così appunto i giovani sono stati medicati. La violenza sembra quindi essere l'unica arma di difesa per la gestione di queste emozioni negative. Questa l'analisi fornita dallo psicologo Lino Cavedon. Ascoltiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio. La cronaca nera mostra sempre più spesso le gesta orribili di adolescenti a mano armata, zuffe tra bande, risse da movida. Ecco, c'è in giro troppa violenza per futili motivi, così li definisce il codice penale, feriscono o uccidono, cioè tirano una coltellata o sparano per punire un avversario. A posteriori si dichiarano assassini inconsapevoli, piangono, chiedono perdono perché passano dal delirio di un gesto impulsivo ma arrogante alla cruda consapevolezza di avere provocato ferite o addirittura una morte. È possibile che questa incoscienza, l'incapacità cioè di vedere prima le conseguenze di una propria azione, stia diventando una sorta di normalità per alcuni adolescenti. Evidentemente non hanno appreso e interiorizzato l'empatia, l'alterità, il valore della vita. È evidente che per questi ragazzi l'autostima non è stata il frutto di altri percorsi di sviluppo della personalità. Si deve pertanto prendere atto che la violenza sembra essere sempre più spesso l'unica risposta
nella gestione di emozioni negative o di conflitti. Questi adolescenti vedono nelle armi una illusoria forma di potere, anche se potere stupido, potere criminale, potere che poi si affloscia nel momento in cui devono prendere atto del danno irreparabile che hanno provocato. Il coltello, simbolo fallico per eccellenza, si trasforma così in indicatore di uno stato psicologico immaturo e malsano che colpisce fasce sempre più giovani della popolazione, a conferma che non hanno appreso strategie sane per risolvere incomprensioni o conflitti, a conferma che la vita per alcuni di loro sta perdendo il senso più profondo. Ecco, credo che il coltello, il ricorso al coltello sia proprio la sconfitta del pensiero etico. Non sono ancora stati fissati i funerali di Marco Cossi, il 48enne di Selvazzano Dentro, siamo in provincia di Padova, ucciso a coltellati una settimana fa dal socio in affari che si trova in carcere da giovedì. Gli inquirenti sono ancora al lavoro, molti dubbi da chiarire nella ricostruzione del delitto. 20 coltellate sul corpo di Marco Cossi, inferte con violenza in modo brutale da una lama sottile che ha raggiunto torace, cuore, polmoni, fianchi, addome, volto e collo. È morto così il 48enne di Tencarola di Selvazzano Dentro, secondo la ricostruzione del medico legale che ha eseguito l'autopsia. Un quadro che aggiunge domande, le domande che restano aperte su cosa sia accaduto in via Isonzo a Padova nella notte tra domenica e lunedì, quando, al termine di un violento litigio, Samuele Donadello, il 47enne in carcere con l'accusa di omicidio volontario, avrebbe iniziato a colpirlo. Nessuna traccia per ora dell'arma del delitto e molti dubbi anche sulla ricostruzione fatta da Donadello, conosciuto da tutti come Masterchef, che in un interrogatorio fiume durato 10 ore in questura aveva detto che all'origine del delitto ci sarebbe stata una discussione legata alla volontà della vittima di vendere droga nel food truck che stavano per aprire. Una ricostruzione che non convincerebbe del tutto e contrasta con il ritratto di Marco Cossi, che si divideva tra il lavoro, la cura dell'anziana mamma e il sogno di aprire un food truck. A Selvazzano Dentro intanto si attende la data dei funerali che dovrebbero svolgersi nella chiesa dedicata a San Bartolomeo a Tencarola. La giunta sta valutando se indire per quel giorno il lutto cittadino. Resta ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Padova la bimba di 18 mesi, travolta a Loria dal trattorino Tosa Erba guidato dal padre. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. È una cosa, c'è neanche da pensarci, perché... Voi adesso state tutti pregando, facendo il tifo per questa bambina? Beh, certo, anche questa mattina sono appena tornata dalla messa e ho pregato per lei. Il prete l'ha ricordato, certo. E pregheremo anche adesso, sicuro. È una comunità sconvolta quella di Loria, che prega e si interroga su un incidente tanto terribile quanto assurdo, quello che ha ridotto in fin di vita una bimba di appena 18 mesi, mentre la piccola nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Padova, dove resta ricoverata in condizioni gravissime, in terapia intensiva pediatrica. Il trattorino guidato dal padre che l'altra volta è stato posto sotto sequestro. C'è un telo di nylon a coprirlo, tutto intorno un silenzio fatto di shock e attesa. Di fatto un dramma familiare sul quale sono chiamati a fare piena luce i carabinieri, che già hanno sentito informalmente i genitori, 31 anni il papà, 29 la mamma. Entrambi si trovavano in giardino. Con loro pare ci fossero nelle vicinanze anche altri parenti. Seppure nessuno risulti formalmente indagato, sotto la lente c'è già, e non potrebbe essere diversamente, la catena delle singole responsabilità. Si indaga con tutto il tatto e le cautele del caso per lesioni colpose. Sembra che la donna stesse giocando con la figlioletta quando il mezzo in retromarcia l'ha investita. È stato tutto un attimo, la frase detta a chi ha avuto modo di parlarle. Chi gli sta attorno dice che stanno attraversando momenti ovviamente drammatici, ovviamente hanno speranza che si risolva tutto per il meglio.
ovviamente si sentono un po' responsabili, però non saprei come dare nessuna colpa, perché sono fatalità tragiche che, per quanto tu possa stare attento a tutto, se sei sfortunato succedono, ma è proprio per questo che dobbiamo stare loro vicini ed infondergli il coraggio. L'abbraccio è collettivo, così com'è diretto il messaggio a chi sta giudicando questi due giovani genitori con troppa facilità, soprattutto sui social. L'appello ai leoni da tastiera non solo è quello di non giudicare. Ma assolutamente no, cioè, io conosco personalmente la famiglia, i genitori, sono genitori, dire per bene è dire poco. Intanto si guarda all'ospedale di Padova e a ogni singolo flebile segnale. Abbiamo pregato perché si risolva tutto per il meglio, perché abbiamo bisogno anche di questi piccoli, chiamiamoli miracoli, per chi almeno ci crede. E a proposito di questo caso è arrivata la notizia che il padre della piccola è stato iscritto nel registro degli indagati. L'accusa è di lesioni colpose gravissime. Si tratta di un atto dovuto, viste le circostanze. Il reato non è perseguibile di ufficio e quindi potrebbe essere nominato un curatore speciale per la presentazione della querela. La madre a sua volta potrebbe essere indagata per omessa custodia, ma al momento non vi sono passaggi formali. Noi rimaniamo in provincia di Treviso, andiamo proprio nel capoluogo perché dei ragazzi sono stati rapinati alla Perisciò e sono scattate le denunce, ma ci racconta tutto Cristian Arboit, che si trova per noi sul posto con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Cristian. Buongiorno a te Filippo, a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Proprio così le indagini sono in corso per ricostruire la serata di venerdì, in particolare con più soggetti, con più giovani che sarebbero finiti nel mirino dei ladri. Abbiamo raccolto una testimonianza poco fa, pochi minuti fa, in tarda mattinata, quella di una madre particolarmente preoccupata che nelle scorse ore ha presentato denuncia presso l'Arma dei Carabinieri. Racconta del furto con strappo subito dal figlio proprio venerdì sera verso le 23:30. Il giovane si trovava qui alla Perisciò, chiaramente adesso lo vedete vuoto, ma è uno degli eventi principali in Veneto in queste settimane, migliaia e migliaia le presenze. Questo giovane si trovava appunto qui con la fidanzata e con alcuni amici quando è stato avvicinato da un soggetto che gli ha strappato letteralmente la collanina d'oro di dosso. Ma come è andata e quali sono state le conseguenze ce lo spiega la mamma in questa testimonianza che abbiamo raccolto al telefono. Mio figlio verso le 23:30 mi ha chiamato disperato, dispiaciuto, che gli avevano rubato la collana d'oro appesa al collo. Questo che gliel'ha rubata è scappato subito, lui non è riuscito a vederlo nel volto, però non è l'unico caso che è successo quella sera a diversi ragazzi. E in più quello che mi dà fastidio, mi turba, che hanno spruzzato anche lo spray al peperoncino. Ecco, lui essendo anche asmatico l'ha sentito subito. Dovrebbero esserci un po' più controlli. C'era anche la ragazza di mio figlio assieme, gli ho detto ma ti hanno controllato all'entrata, aveva la borsa, mi ha detto no, nessun controllo. C'era un po' di sicurezza, sì, però controlli addosso fisicamente non ci sono stati. Quindi è stata una serata particolarmente concitata e lei, da quello che ha capito, non è stato l'unico episodio quello di suo figlio, ce ne sono stati altri? Sì, ce ne sono stati altri. Un altro ragazzo che è stato rubato era anche vicino a mio figlio, però sì, non sono riusciti a prendere questi ladri. E all'amico di suo figlio cosa è stato portato via? Sempre la collana in oro. Lui non ha riconosciuto il suo rapinatore, non lo ha visto in faccia? No, lui l'ha visto dietro scappare, mi ha detto mamma guarda, gli ho corso dietro però non sono riuscito a prenderlo. Era abbastanza nervoso, arrabbiato. E come sta suo figlio? Mi diceva che è abbastanza scosso. Sì, lui mi ha detto che posti così non li frequenterà più. Posti affollati non avrà più voglia di frequentarli. Lei da mamma che cosa si augura e qual è il suo appello? Che
che ci sono un po' più controlli. Mi dispiace veramente, ecco, di questi fatti che accadono, perché sono preoccupata per questa gioventù. Preoccupata per questa gioventù, dice questa mamma che denuncia questo episodio, questi episodi, questa serie di episodi ai nostri microfoni. Le indagini sono chiaramente partite, una denuncia appunto presso i carabinieri, ma poi ci sarebbero altre segnalazioni, denunce in questura, quindi non si tratta di un fatto singolo. Si deve chiaramente capire le modalità, si deve poi anche capire cosa sia successo realmente con quello spray al peperoncino. Ovviamente queste sostanze non si possono portare all'interno dei grandi eventi e controlli vengono effettuati appunto all'ingresso. Calcola Filippo che stiamo parlando di un'area immensa, circa 100.000 metri quadrati, quindi puoi immaginare la vastità di quest'area e anche la capienza, e quindi saranno indagini particolarmente laboriose. Per il momento è tutto dall'ex dogana di Treviso con Nicoletta Rizzetto. Ti restituisco la linea, Filippo. Grazie a Christian Arboit in collegamento in diretta da Treviso. E ora parliamo del caso di spionaggio, dell'indagine della Procura di Roma che sta scuotendo il paese, perché questa indagine è arrivata anche in Veneto. È arrivata nello specifico a Bassano del Grappa, ma ci racconta tutto in diretta Ferdinando Garavello. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo all'inizio di Viale Venezia, siamo a 2 passi dal centro di Bassano. Siamo in Viale Venezia perché proprio qui sono arrivati i carabinieri per una perquisizione in casa di un imprenditore bassanese, perché ci sono degli sviluppi clamorosi proprio a Bassano della ormai celebre vicenda della Squadra Fiore. Qui è tutto un presunto, perché le indagini sono in corso e c'è tanto ancora da dire e da scoprire. Questo gruppo pare fosse formato da ex appartenenti alle forze dell'ordine, ex dello spionaggio, dediti al dossieraggio e alla raccolta di informazioni. I motivi per cui le forze dell'ordine sono arrivate anche qui a Bassano del Grappa per questa perquisizione ce le spiega Ivano Tolettini in un servizio che la nostra redazione ha già preparato per far capire almeno qual è l'inizio di questa branca bassanese, di questa indagine che sta scuotendo davvero tutta Italia. Noi vi lanciamo il servizio e poi vi cediamo la linea. Spionaggio e peculato, l'inchiesta arriva a Bassano, un'indagine che parte da lontano, dalla Procura di Roma, ma che ha fatto tappa anche nella città del Grappa. Al centro la cosiddetta Squadra Fiore, 11 indagati, accuse pesanti che vanno dall'accesso abusivo ai sistemi informatici fino appunto al peculato. Tra i nomi coinvolti compare quello dell'imprenditore bassanese Enrico Fincati, già noto in città anche per il suo passato nello sport e in politica. Nella sua abitazione di Viale Venezia i carabinieri del ROS hanno eseguito nei giorni scorsi una perquisizione, sequestrando documenti e materiale informatico. Secondo quanto emerge, l'indagine ruota attorno a un presunto sistema di dossieraggi illeciti e raccolta di informazioni riservati. Un'indagine che, stando agli inquirenti romani, sarebbe stata portata avanti anche grazie al contributo di figure con accesso a dati sensibili. Tra queste spicca il nome di Giuseppe Del Deo, dirigente del Dipartimento per le informazioni della Presidenza del Consiglio, accusato di aver utilizzato strumenti e conoscenze per ottenere dati coperti da riservatezza. Informazioni che, dice la Procura, sono
poi finite in circuiti privati. Nel fascicolo è anche l'ipotesi di peculato. Si parla di milioni di euro che sono transitati verso società, alcune di queste riconducibili allo stesso Fincati, tra cui la Sind e realtà collegate al gruppo Mind. Un sistema complesso fatto di relazioni tra pubblico e privato che ora dovrà essere però ricostruito punto per punto dagli investigatori. Gli accertamenti sono in corso, mentre gli indagati potranno difendersi nelle sedi opportune, a cominciare da Fincati. Bassano osserva ancora una volta al centro di una vicenda che intreccia affari, sicurezza e potere, ricordando che un'inchiesta non vuol dire colpevolezza, ma serve per accertare quello che realmente è accaduto. E Fincati, fino a prova del contrario, è innocente. Fine settimana di arresti per la polizia di Padova. 2 persone ricercate da anni sono state rinchiuse in carcere. Gli agenti della questura di Padova hanno arrestato un cittadino nigeriano di 51 anni, latitante dal 2019 e ricercato in tutta Europa con un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. L'uomo è stato individuato in modo quasi casuale, si era presentato spontaneamente all'ufficio immigrazione della questura patavina per chiedere un permesso di soggiorno di lavoro. Durante i controlli di routine, gli agenti hanno trovato nella banca dati europea Schengen una segnalazione a suo carico con uno pseudonimo. L'uomo quindi è stato accompagnato in questura, dove le sue impronte hanno confermato la sua vera identità. Il 51enne era stato condannato in Germania a 15 anni di reclusione per una violenza sessuale commessa ad Augusta nel marzo del 2014. Aveva avvicinato una donna davanti a un locale, l'aveva costretta a seguirlo in una zona boschiva e l'aveva brutalmente aggredita. La vittima aveva riportato lesioni su tutto il corpo. Dopo il reato, l'uomo aveva lasciato la Germania, era entrato in Italia con false generalità e si era reso latitante per sfuggire alla giustizia. La condanna era arrivata nel 2019, ma lui era già sparito. Ora si trova al carcere 2 Palazzi di Padova. Il 24 aprile scorso, inoltre, gli agenti della squadra mobile della questura di Padova hanno arrestato in zona Stanga un cittadino cinese di 46 anni, irregolare sul territorio, ricercato da anni. L'uomo deve scontare una pena di circa 9 anni e 10 mesi, stabilita nel 2020 dalla Procura di Bologna per 3 violente rapine in abitazione commesse nel 2012 tra l'Emilia-Romagna e il Veneto. Nuove frontiere per la truffa del finto carabiniere che sta diventando sempre più insidiosa e convincente. In particolare un gruppo, e siamo a Ponzano Veneto, dopo aver truffato la madre ha cercato di farlo anche con la figlia. Alla fine il raggiro è costato alle vittime circa 30.000 euro in gioielli. Qui mia mamma ha messo tutto l'oro, quando io sono arrivata ho trovato tutte le confezioni dove lei li teneva aperte, vuote, e le faccio: mamma, cosa stai facendo? E lei mi ha detto: gliel'ho dato tutto quanto, ma ti hanno già liberata, hanno già cambiato tutto quanto. È questa la domanda che Antonella D'Incasi sente rivolgere dalla madre 84enne una volta rientrata a casa in via dei Fanti a Ponzano dopo un giro in bicicletta durato poco più di 1 ora e mezza, un lasso di tempo che consente ai truffatori di colpire in modo chirurgico nel mirino proprio l'anziana. Aveva ricevuto una chiamata verso mezzogiorno sul telefono fisso, il quale gli dicevano che io avevo fatto un incidente, che avevo investito una ragazzetta di nome Daniela e che ero al comando dei carabinieri. Sta ragazzetta qui era messa male e che dovevo dargli dei 12.700 euro per liberarmi dalla caserma di carabinieri. Né più né meno di un riscatto per quella che è l'ormai arcinota truffa del finto carabiniere, con le sue 1000 declinazioni. In questo caso i truffatori conoscono il nome della figlia, Antonella appunto, sanno che in quel momento si trova fuori casa, l'84enne cerca di ribattere. E mia mamma gli dice che lei non ha soldi in casa, che non ha niente, che chiamava mia sorella o il mio fidanzato, e loro gli dicono no, la sua figlia Monica e il fidanzato sono già in ospedale perché la ragazzetta non è presa bene. E però l'Antonella mi ha detto che
in casa avete dell'oro, e mi fa un orologio di suo papà di valore, e le ho detto che sì, che me lo dia, che poi noi questo qui lo cambiamo in soldi. Alla fine l'anziana si convince, prende dalla cassaforte i gioielli di famiglia, li posiziona sulla credenza dell'ingresso in attesa di un sedicente incaricato che arriverà di lì a poco. Si tratta di un giovane silenzioso che compila con la donna una sorta di ricevuta, poi se ne va a terra nel parcheggio, perde addirittura un anello. È qui che rientra a casa Antonella, ma è a questo punto che succede l'incredibile. I truffatori richiamano e fingono un altro scenario, sempre spacciandosi per carabinieri. Dicono che la refurtiva è stata ritrovata in un fosso lungo via Montello a Spresiano, che serve andare a riconoscerla subito. Via Montello è una strada lunga che da Spresiano va ad Arcade. Questo qui, mentre eravamo in macchina, ci richiamano un po' di volte, che anche il mio compagno, il mio vicino rispondono al telefono, cioè ci credevamo a questo, poi abbiamo realizzato che eravamo truffati sulla truffa. Le chiamate sono continue finché la famiglia d'Incanno non arriva davanti la caserma dei carabinieri di Spresiano e scopre il maxi raggiro. Forse l'intento era quello di svuotare la casa di persone e procedere con un ulteriore furto, o forse isolare madre e figlia per rapinarle in un luogo isolato. Rabbia, tanta rabbia che dici, ma come ho fatto a caderci che su tutto questo? Difficile capacitarsi. La denuncia è stata presentata ai carabinieri veri in caserma paese. Il bottino oscilla tra i 30 e i 35.000 euro. Abbiamo vigilanza che passa perché ce l'abbiamo, allarme, abbiamo un po' tutto quante le sicurezze che possiamo avere, spranghe e tutto quanto, però qui non è servito a niente, perché comunque con una telefonata ci hanno messo veramente a terra. Ora torniamo ad occuparci di mala movida. In questo caso andiamo a Bassano del Grappa, dove continuano ad esserci lamentele e segnalazioni sugli eccessi dei più giovani. È intervenuto anche l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo. Il controllo deve essere massimo, costante e coordinato per dimostrare che le convenzioni che il sindaco di Bassano ha voluto fortemente stanno funzionando molto bene. Movida fuori controllo a Bassano del Grappa. Lo scorso weekend è stato il primo fine settimana di prova con le restrizioni introdotte dall'amministrazione comunale, ma la preoccupazione resta alta soprattutto per il comportamento dei più giovani e non solo nel bassanese. L'ultimo episodio si è verificato a Verona, dove dei Maranza hanno sparato un colpo di pistola alla fermata delle Corriere. L'assessore alla sicurezza punta sulla presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio. È al lavoro una modifica degli orari per la polizia locale, che possa essere più presente nel periodo tardo pomeriggio, sera, notte in centro storico, ma non solo, e questo per permettere appunto di coprire meglio il territorio in termini di prevenzione, naturalmente sempre coordinati con polizia e carabinieri. In questo modo si è riusciti ad intervenire più volte. Tra i casi più recenti quello di Cassola, dove è stato rinvenuto un panetto di hashish al centro diurno, nascosto sottoterra da 2 minorenni e un maggiorenne. L'attenzione massima che abbiamo in zona centro studi, dove manteniamo la presenza costante in determinati orari, unitamente a polizia e carabinieri, tant'è vero che recentemente abbiamo individuato un ragazzo conosciuto che è in possesso di droga e l'abbiamo intercettato e assicurato alla giustizia. Nel frattempo le violenze tra i ragazzi continuano. Le videocamere di sorveglianza di fatti ci hanno dato una diretta qualche giorno fa di un tentativo di aggressione sempre al centro studi, che ci ha permesso di intervenire in tempo reale. Il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha declassato il Tribunale di Vicenza a sede disagiata. Mancano magistrati e aumentano i carichi di lavoro. Per attirare toghe scattano indennità economiche e vantaggi di carriera. La crisi della giustizia nella provincia di Vicenza, dal capoluogo al Bassanese, dall'Alto Vicentino all'area Berica, è conclamata. Il Tribunale di Vicenza è diventato sede disagiata e il Consiglio Superiore della Magistratura a Roma prova a correre ai ripari. Per chi accetterà il trasferimento sono previsti incentivi concreti, un'indennità economica mensile aggiuntiva, ma soprattutto un vantaggio nella carriera. Il servizio in una sede difficile consente di accumulare ai magistrati punteggio utile per incarichi più ambiti. L'obiettivo è chiaro:
coprire i vuoti in organico e ridurre l'arretrato, perché senza magistrati i processi sono più lenti e la giustizia è più distante dai cittadini. E la provincia di Vicenza, che contribuisce in maniera clamorosa al prodotto interno lordo dell'Italia, versando miliardi di imposte, non lo merita certo. Sul punto, l'avvocato Gaetano Crisafi, del Comitato per una giustizia di qualità, sottolinea: l'attribuzione al Tribunale di Vicenza di sede disagiata certifica ancora una volta quello che sono anni che gli avvocati e i magistrati vicentini stanno dicendo. La situazione della giustizia a Vicenza sta lentamente precipitando agli anni 10 di questo secolo. È una situazione che non avremmo mai voluto vedere, ma d'altronde nel momento in cui si ritiene di drenare risorse dal Tribunale di Vicenza verso costituendo nuovi altri tribunali, nessuno ha interesse a salvaguardare la giustizia a Vicenza. Invece chiediamo con forza che vengano ripristinati immediatamente gli organici di magistrati e soprattutto di personale amministrativo, senza il quale la giustizia a Vicenza e provincia si ferma. E a proposito di processi in corso in Veneto, il processo Paluda è quello che riguarda l'amministrazione comunale di Venezia. È stato deciso che il sindaco uscente Luigi Brugnaro e Cerone saranno interrogati a settembre. La notizia è stata comunicata nell'udienza che si è svolta nell'aula bunker di Mestre. L'udienza del 17 giugno, dove cominceranno gli interrogatori di chi li ha chiesti, e poi sono state fissate 2 udienze a settembre, il 16 e il 25 di settembre, per gli interrogatori del sindaco, del dottor Brugnaro, del dottor Cerone e del dottor Donadini. Dopo l'estate dunque Luigi Brugnaro, indagato per corruzione insieme ad altre 24 persone, il direttore generale Morris Cerone e il vice capo di gabinetto del comune di Venezia Derek Donadini potranno dire la loro davanti al GUP Andrea Innocenti e replicare alle accuse mosse dalla procura nei loro confronti nell'ambito dell'inchiesta Palude. Brugnaro ha dichiarato il suo legale al termine dell'udienza, vuole far sentire la propria voce e proclamare la sua innocenza in questo processo. Finora, ha concluso l'avvocato Rampinelli, non ha raccolto gli inviti dei PM perché vuole parlare a un giudice. Una decisione invece sull'utilizzabilità o meno degli atti depositati dai PM dopo il novembre 2022 verrà presa solo al termine dell'udienza preliminare. Ha deciso di rinviare alla post discussione dell'udienza preliminare la decisione sull'utilizzabilità degli atti, ritenendo che non ci sia un obbligo processuale di deciderla prima. Quindi ha detto che rimane sul tappeto per come è stata proposta, ma che non si pronuncia in questa fase intermedia. Secondo me complica un po' il prosieguo della gestione dell'udienza preliminare, però è una decisione interlocutoria che lascia interamente sul tappeto la questione e dal mio punto di vista la sua fondatezza. Secondo diverse difese, infatti, gli atti depositati dai magistrati dopo il novembre 2022 sono da considerarsi inutilizzabili perché le indagini non sarebbero state prorogate regolarmente alla scadenza dei termini. Nel corso dell'udienza è stato dichiarato il non luogo a procedere di Francesco Piccolo per incapacità irreversibile dell'imputato. Ed ora andiamo a Treviso per parlare del caso dei migranti sgomberati dal Parc del Negro. Domani scadono i 7 giorni offerti dall'imprenditore in albergo. Si lavora a un'altra soluzione, ma l'alternativa potrebbe essere nuovamente la strada. Se sistema va bene, se no torniamo nuovo lì. Il parcheggio? No, parcheggio. In avanti della prefettura. Il tempo ormai è quasi scaduto per Ali e per gli altri e il loro immediato futuro resta nel limbo. Martedì, l'ultimo giorno per poter usufruire del vitto e alloggio nell'hotel che l'imprenditore ha donato loro per strapparli dalle notti all'aperto, quei giacigli vicino al municipio di Treviso che hanno fatto scattare proteste e dibattito, ma anche un odio social che ha amareggiato lo stesso imprenditore, tanto da far sfumare la eventualità di una proroga dell'offerta. Dunque, gli 11 migranti, nel frattempo diventati 8, tra di loro non hanno accettato poi la soluzione in hotel, sembrano destinati a tornare in strada, a meno che da qui a martedì non vengano trovate altre soluzioni.
In queste ore sono costanti i contatti tra gli appartenenti a Partecipare il Presente, il forum che vede collaborare insieme mondo del volontariato, categorie economiche e diocesi e che nei giorni scorsi ha ufficializzato una lettera formale di impegno per creare un tavolo che possa favorire ogni forma di integrazione per un miglioramento delle condizioni di vita dei migranti. Un appello nei confronti del quale Casugana non è rimasta insensibile. Ore cruciali dunque per evitare di nuovo la strada, ciò che spera anche Ali. Pakistano, arrivato in Italia nel 2016, in questi giorni assieme agli altri ha lavorato agli orti sociali gestiti dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, accolti da Mirella Tuzzato, che martedì scorso si era fatta tramite dell'imprenditore benefattore e che per 4 di loro ha trovato un lavoro. La storia di Ali è quella di un giovane papà da 10 anni in balia di documenti che non ci sono e di occupazioni sempre in bilico. Prima ho lavorato, primi 2 anni come campi, poi ho lavorato in discoteca e poi un po' di fabbriche. Ultimo lavoro che ho lasciato, mi ha licenziato titolare, che ho da muratore, che lavoravo da quasi 3 anni con lui, perché adesso non ne ho possibilità, che non ne ho permesso. Per quel motivo sono venuto in strada. Per qualche tempo è riuscito a trovare dove vivere in affitto dividendolo con alcuni connazionali, ma senza un permesso di soggiorno è impossibile anche soltanto questo. Troppo difficile, passati 10 anni, ho figlio cittadino italiano, fatto giungimento 2023, fino adesso aspettavo ogni domani, dopodomani, un mese, un anno, per loro non cambia niente se io vado in strada. Una strada dove vivere e passare le notti non è soltanto difficile. È rischioso, non è una vita, come sei sottoterra già, perché quando chiudi gli occhi passano gli ubriachi, tutto quanto. Non è sicuro dormire fuori e non è sicuro che una persona vuole vivere così. Siamo venuti per migliorare, ormai siamo già rovinati. Come 10 anni ho perso, non ne ho casa, non ne ho documenti ancora. E adesso ci colleghiamo in diretta con Belluno, con la provincia di Belluno, anzi siamo a Feltre per essere precisi, perché c'è un caso di diversi dipendenti di un'azienda che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, ma ci racconta tutto Fabio Fioravanti. Buongiorno Fabio. Grazie per la linea, siamo a Villa Paiera, la zona industriale di Feltre, di fronte allo stabilimento principale della Clivet, una delle maggiori industrie della provincia con i suoi circa 1000 dipendenti. Alcune decine di questi hanno avuto dei malesseri. Non si tratta di nulla di grave, in questo istante è in corso un sopralluogo da parte di addetti dell'USL, però siccome questi malesseri intestinali si erano prolungati nel tempo, alcuni di loro si sono rivolti anche al pronto soccorso. Non si sa ancora le cause, ne abbiamo parlato sia con l'azienda che con le rappresentanze sindacali. L'azienda nel pomeriggio con il responsabile sicurezza ci darà un quadro della situazione, fatti gli accertamenti dovuti. Appunto, come dicevamo, alcune persone hanno avuto dei malesseri persistenti, sono andate al pronto soccorso, la fase comunque è in risoluzione, da capire, da accertare se è accaduto qualcosa nella mensa o se possa esserci un inquinamento delle falde acquifere e quindi il malessere possano essere dovuti appunto all'acqua bevuta dai dipendenti. Le verifiche sono in corso e questa sera daremo maggiori aggiornamenti. Grazie a Fabio Fioravanti. Noi invece ci spostiamo a Padova, perché una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di cittadini cinesi è stata sequestrata in un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia e Padova, che ha indagato 21 persone, di cui 17 colpite da provvedimenti restrittivi della libertà personale. Per 7 è stata disposta la custodia cautelare in carcere con divieto di incontro, per 5 sono stati ordinati gli arresti domiciliari, mentre per altri 5 è scattato l'obbligo di dimora nei comuni di residenza.
L'inchiesta della Procura di Padova ha fatto emergere la gestione della banca clandestina allo scopo di riciclare i proventi derivanti da molteplici attività illecite, tra cui evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria. Le Fiamme Gialle stanno procedendo al sequestro preventivo della banca occulta, a cautelare somme di denaro contante, disponibilità finanziarie, criptovalute, immobili, auto di lusso e altri beni di pregio, tra cui orologi e gioielli, per un ammontare complessivo superiore ai 40 milioni di euro. Sono in corso perquisizioni a Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato. Ed ora andiamo a Venezia per l'annuncio che è arrivato ieri al termine di 7 mesi di dibattito e polemiche. È stato revocato l'incarico di direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice al maestro Beatrice Venezia. Avrebbe dovuto assumere questo incarico a ottobre. Noi ci colleghiamo in diretta proprio con il Teatro La Fenice, dove si trova per noi Anna Maria Parisi. Buongiorno. Eccoci, buongiorno Filippo, e siamo collegati in diretta con Marco Trentin, che credo avremo imparato a conoscerlo tutti nel corso di questi 7 mesi di polemiche e contestazioni, segretario provinciale della FIALS, il segretario del sindacato La Fenice di Venezia. Dunque, mentre stavate suonando il secondo atto, mi diceva di Wagner ieri sera, Marco, è arrivata la notizia quasi inaspettata. Come avete festeggiato, immagino? Beh, indubbiamente è stata un po' una liberazione, perché sono stati 7 mesi di grande pressione psicologica e fatica fisica. Quindi sì, questa notizia è trapelata mentre suonavamo, poi nell'intervallo tra il secondo e il terzo atto abbiamo ovviamente appreso la notizia realmente in tutti i suoi dettagli. Ovviamente c'è stato un festeggiamento importante, ma soprattutto quando siamo rientrati in buca per iniziare il terzo atto c'è stata l'ovazione da parte del pubblico, che ci ha accolto come da 7 mesi a questa parte, che anche il pubblico era venuto a conoscenza della notizia, e c'è stato un applauso, un'ovazione del pubblico nei nostri confronti e noi come orchestra nei confronti del pubblico, dimostrando che siamo diventati veramente una grande famiglia con degli obiettivi. È stato veramente, veramente emozionante, una cosa epocale direi. Ecco, la cosa è comunque arrivata inaspettata, non ci si attendeva un esito del genere. Giù il sipario su Beatrice Venezia, il requiem, si diceva poco fa, arrivato niente po' di meno che da Palazzo Chigi, con l'intervento della Premier Giorgia Meloni, che ha detto è indifendibile, così riportando le stesse parole del sovrintendente Colabianchi che abbiamo sentito poco fa, Filippo, e che è stato molto laconico, quasi ermetico, ermeneutico nelle risposte, chiedendogli nuove delucidazioni rispetto al comunicato stampa che aveva diramato lui stesso nelle scorse ore ai colleghi della carta stampata. E che dire, non ci si aspettava un epilogo del genere, e facendo un po' di dietrologia c'è chi dice anche che insomma, per uscire un po' da questa impasse la politica possa essersi accordata con il maestro Venezia. Certo è che se fosse così, viste le sue dichiarazioni, qualcosa non tornerebbe. Sì, all'inizio di tutta questa faccenda nessuno avrebbe scommesso un euro sulla riuscita della nostra protesta. È successo qualcosa, la Venezia ha fatto le ultime dichiarazioni che fanno seguito a una serie di dichiarazioni precedenti offensive nei nostri confronti, non solo della Venezia ma anche di altri personaggi, e hanno reso la cosa insostenibile, inguardabile, inascoltabile e indifendibile. Certo che, se è vero, posso anche condividere una certa tesi che insomma che prospetta un accordo per l'uscita della signora Venezia. Posso anche arrivarci e condividerlo, certo che l'ha fatto nel peggior modo possibile, perché la signora va via da licenziata e da persona che in questi 7 mesi ha offeso e denigrato tutto e tutti.
Ecco, diciamo brevemente, Filippo, cosa ha detto il maestro Venezzi. Ha dichiarato ai colleghi della stampa argentina che qui a Venezia, al Teatro La Fenice, all'orchestra si lavora solamente perché il passaggio di testimone avviene da padre in figlio, e lei, non essendo figlia di musicisti, è stata fino adesso contestata per questa ragione. Così non è, perché ci sono dei concorsi. Vero è, Marco, che queste dichiarazioni hanno offeso non soltanto voi dell'orchestra, ma anche a monte la dirigenza, le istituzioni. Sì, esatto, e questa è stata la cosa più pesante, l'ultimo atto, il più pesante di tutti, perché appunto per entrare in orchestra, in qualsiasi ruolo del teatro si fanno i concorsi. Per entrare in orchestra si fanno i concorsi, quindi dire che si entra in orchestra perché si è figli di qualcuno implicitamente significa dire che le commissioni di concorso sono degli imbroglioni e fanno delle pastette per far entrare gente che evidentemente non meriterebbe. E siccome in commissione di concorso c'è il sovrintendente, il direttore personale e altri esponenti della direzione, e implicitamente ha dato degli imbroglioni a loro, insomma, e alle commissioni di concorso. Questo è comunque il capitolo Fenice. Non termina qui con la revoca della nomina della Venezia, perché adesso si attende il prossimo nome che, come dichiarato poco fa da Colabianchi, ancora non c'è. Verrà naturalmente concertato con gli orchestrali? Questa è la domanda che gli ho posto poco fa. Vediamo la risposta laconica di Colabianchi. Certo è che uno se lo auspica, no? Beh, io voglio sperare che tutta questa faccenda sia di esempio non solo per Venezia ma per tutto il mondo. Insomma, ci sono delle questioni che, al di là delle norme, devono essere concertate e devono essere condivise. Il rischio è poi che succedano queste cose. Io spero che, se mai dovesse esserci in vista un nuovo direttore musicale, non vorremmo ritrovarci ancora qua a dire e a fare le stesse cose, perché sennò sarebbe veramente un suicidio totale. Grazie a Marco Trentin, segretario provinciale della FIALS Venezia. Hai domande da studio, Filippo? Direi che siamo a posto così, attendiamo quindi di vedere i servizi di questa sera, Anna Maria. Grazie a te e al tuo ospite. Sì, allora grazie. Ti restituisco la linea con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Grazie Marco. Grazie. E sono arrivate altre reazioni a questa vicenda. La prima è quella del deputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato, che è stato a Venezia a incontrare i dipendenti della Fenice proprio pochi giorni fa. È un componente tra l'altro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Venezia è la Waterloo del governo Meloni, ha detto Amato. La forza e la dignità culturale di questa città stanno annientando l'arroganza e la pochezza delle politiche culturali della destra. Venezia è lo specchio delle enormi differenze che ci sono tra chi si occupa di cultura. L'altro commento è stato rilasciato da un ex sovrintendente della Fenice, Cristiano Chiarot, in un'intervista alla Stampa. Non è solo la vittoria del teatro, ha detto Chiarot, questa è la vittoria di Venezia, anche con i pochi abitanti che le sono rimasti. Quando questa città si muove per reagire alle ingiustizie, allora può ottenere qualsiasi risultato. È stata un'intera città, ha concluso Chiarot, a dire che Venezia era inadeguata per questo ruolo. Finalmente se ne è accorto anche il sovrintendente, dopo le parole offensive non solo verso il teatro ma l'intera Venezia. Ed ora parliamo di un altro grande evento, forse il più grande che si svolge a livello europeo, se non addirittura mondiale, che è l'Adunata Nazionale degli Alpini, perché è iniziato il conto alla rovescia per l'appuntamento di Genova. E quale luogo migliore per dare il via al contagiorni del ponte che porta il nome delle Penne Nere? Stiamo naturalmente parlando del Ponte Vecchio a Bassano. Noi ci colleghiamo con Ferdinando Caravello. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Come potete vedere con le immagini di Tommaso Migotta, questo è l'ingresso della sede della sezione ANA Montegrappa, proprio qui sul ponte che porta il nome degli Alpini, una delle sezioni più importanti d'Italia, non solo per i numeri ma proprio per la memoria che porta con sé. Ne abbiamo raccontato solo pochi giorni fa su Rete Veneta l'adunata sezionale di Rosà, con ampie
ampio commento anche emotivo da parte di chi ha partecipato. Prima di parlare della Dunata ci sono delle novità per quanto riguarda il presidente nazionale Sebastiano Favero. È stato dimesso dall'ospedale, è a casa, passerà qualche giorno in famiglia dopo il malore che l'aveva colpito, un problema pare di natura cardiaca. Insomma, la situazione è in divenire, però è sicuramente migliore di quella che sembrava qualche giorno fa. L'ANA ha diffuso un comunicato nelle scorse ore, ma non ha ancora fatto sapere se Favero parteciperà o meno alla Dunata. Ovviamente, vista l'importanza dell'evento, vista la tempra anche del presidente, appare ovvio che sarà al suo posto come sempre. Ovviamente, insomma, tutti gli alpini molto preoccupati anche per le notizie che si erano diffuse in seguito a tensioni interne fortissime per la nota vicenda del cappello alpino, anche a chi aveva fatto il volontario per le Olimpiadi Milano Cortina. Tutto questo sembra essere pronto per andare in archivio, perché gli alpini, quando si parla di adunate, soprattutto quando si parla di adunata nazionale, non hanno intenzione di perdersi in chiacchiere o di scherzare troppo. Mancano pochi giorni, qualcuno partirà già nel fine settimana, qualcuno partirà all'inizio della settimana prossima, ma insomma è tutto pronto qui dal ponte che porta anche il nome degli alpini, perché per qualcuno è il Ponte Vecchio, per qualcuno è il Ponte del Palladio, per altri è il Ponte degli Alpini. Noi lanciamo il servizio sulle Alpini e poi vi cediamo la linea. Scatta il conto alla rovescia per la Dunata nazionale degli Alpini, in programma dall'8 al 10 maggio a Genova. Sezioni e gruppi stanno organizzando gli ultimi preparativi e c'è chi partirà già nel fine settimana per trascorrere qualche giorno in più in Liguria e approfittare della Dunata per scoprire le bellezze delle terre di Ponente. Gli altri, quelli che arriveranno in Liguria con le corriere e i furgoni carichi di padelle e brande, partiranno invece alla metà della settimana prossima e comunque in tempo utile per l'apertura del programma di venerdì 8. Gran finale come sempre domenica a partire dalle prime luci dell'alba, con la festa che si trasforma in ammassamento prima e in sfilamento poi. Un appuntamento che casca a fagiolo, come si suol dire, per stemperare nella convivialità e nell'emozione le polemiche e le tensioni degli ultimi giorni, che di certo si scioglieranno come neve al sole di fronte al fiume di penne nere che invaderà Genova. Come sempre noi ci saremo, con le nostre dirette, le nostre edizioni straordinarie e il racconto di un evento sempre uguale a se stesso e sempre nuovo. E continuiamo a parlare di eventi culturali ritornando a Venezia, perché non c'era solamente il caso della nomina di Beatrice Venezia, direttore musicale della Fenice, ad aver suscitato più di una polemica. L'altro caso che oramai si sta risolvendo, come fra poco vi diremo, è quello della partecipazione della Russia alla Biennale d'Arte Contemporanea. Ci sono state due novità in questi giorni. La prima è che la Federazione Russa ha deciso di non aprire al pubblico il suo padiglione, ci saranno solamente alcuni eventi nei giorni precedenti all'apertura dell'esposizione, e l'altra è invece quella politicamente più importante per quello che riguarda gli equilibri all'interno del governo, quello che il ministro della cultura Alessandro Giuli non parteciperà all'inaugurazione della Biennale né alle giornate di preapertura. Si tratta quindi di uno strappo finale tra il governo e il presidente della Fondazione Biennale Buttafuoco. Due colpi di scena in poche ore in Laguna. La Federazione Russa ha deciso di non aprire al pubblico il proprio padiglione ai giardini alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, ma il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli ha comunicato che non ci sarà a Venezia nei giorni della vernice della mostra, fatto anche questo clamoroso e con pochi eguali nella storia ultracentenaria della Biennale. Sulla scelta della Russia, le pressioni a livello governativo italiano per spingere la Russia al ritiro hanno evidentemente avuto il loro effetto. Tecnicamente non si può parlare di ritiro perché il padiglione russo sarà aperto con performance degli artisti, ma solo per 4 giorni dal 5 all'8 maggio, nei giorni di vernice per la stampa e addetti ai lavori. Dal 9 maggio a novembre, ovvero per l'intera durata della mostra, il padiglione non sarà visitabile né aperto al pubblico, ma rimarrà chiuso come è avvenuto negli ultimi anni. Inoltre, anche nei giorni della vernice e delle inaugurazioni di tutti i padiglioni degli stati esteri, per quello della Russia non ci sarà nessuna cerimonia pubblica ufficiale.
Uno scenario che dà ragione all'operato della Biennale e del presidente Pietrangelo Buttafuoco, che hanno sempre sostenuto di non avere alcun titolo o strumenti per chiudere alcun padiglione, ma al tempo stesso anche il governo e il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli hanno raggiunto il loro obiettivo: non offrire alla Russia una vetrina. La decisione della Federazione Russa fa seguito alla scelta di tutti i girati di non considerare la Russia e l'Iran tra i padiglioni in concorso per ricevere premi o menzioni ufficiali. L'assenza di Giuli però assomiglia a uno strappo finale con la Biennale. Ed ora parliamo delle celebrazioni, polemiche e riflessioni che sono seguite alla festa del 25 aprile, la festa della liberazione. A Vittorio Veneto non è passato inosservato il vescovo Riccardo Battocchio, che ha cantato in piazza durante le celebrazioni ufficiali la canzone Bella Ciao. Non è una canzone divisiva, ha detto, celebra i valori della nostra Repubblica. Restiamo aperti al mondo, all'Europa. Questo è il suo messaggio. Vorrei che questi segni non fossero divisivi, si ricorda un'esperienza, si ricordano persone che hanno dato la vita per un valore preziosissimo, decisivo, fondamentale. Non farei grandi letture ideologiche rispetto a un'azione che in quel contesto mi sembrava essere molto semplice, cosa che ho sempre fatto fin da piccolo, fin da ragazzo. Si cantavano questi canti per ricordare appunto un momento fondante della nostra vita nel nostro paese, della vita democratica della Repubblica Italiana. Bella Ciao di per sé, quindi non è una canzone divisiva. Non dovrebbe essere, poi è chiaro che possiamo interpretare i gesti e le parole in tanti modi, ma cerchiamo di andare al di là delle contrapposizioni, vedere che ci sono intenzioni di superamento. Non facciamo troppa retorica anche da una parte o dall'altra su queste attenzioni. Qui la politica partitica non c'entra. In questo momento, in quel momento no, in quel 25, ma la dicono tutti, l'ha detto il Presidente Mattarella in maniera molto chiara, sono momenti in cui ricordiamo valori fondanti della nostra Repubblica, del nostro Paese, della democrazia, e l'impegno a riprenderli costantemente in situazioni nuove, in tempi nuovi, con uno sguardo aperto all'Europa e al mondo. E andiamo adesso a Conegliano per lo scoprimento di una stele dedicata a Luigi Spellanzone, un momento alpino dopo una settimana difficilissima per il corpo, travolto dalle polemiche sul cappello consegnato ai volontari delle Olimpiadi. Un appello alla riflessione arriva dal presidente ANA di Conegliano: è necessario aprirci, ha detto, perché le iscrizioni sono in calo. Sentiamo. Posso capire chi porta il cappello da tanto tempo in testa che la cosa non sia andata giù. Non voglia essere però uno sgarbo a nessuno per me. Ripeto, bisogna stare molto tranquilli e col tempo bisogna capire, anche perché da che mondo è mondo i cambiamenti ci sono sempre stati e può essere un cambiamento anche questo qua. Soppesa le parole il presidente della sezione ANA di Conegliano, Francesco Botteon, dopo giorni difficilissimi per le penne nere, travolte dalle polemiche, soprattutto interne, sul conferimento del cappello d'alpino a 180 dei volontari della difesa che hanno prestato servizio durante le Olimpiadi. Una decisione dell'esercito e non dell'ANA, è stato detto e ribadito, ma il dibattito sulla presunta svendita di un simbolo è aperto, a tratti feroce. In ballo però non c'è soltanto la storia di un corpo, ci sono presente e soprattutto futuro. Servirà sicuramente ad aprire la nostra associazione, perché la nostra associazione, come ben sappiamo, i numeri non cresceranno, allora bisogna cercare di avere altre vie per poter in futuro vedere come impostare la nostra associazione. Quindi su questo serve un ragionamento profondo. Sì, serve un ragionamento profondo, per quello che ho detto bisogna stare tranquilli, pacati e ragionarci sopra. Inevitabile un pensiero al presidente nazionale ANA Sebastiano Favero, ricoverato per un malore cardiaco e operato, qualcuno sostiene proprio per lo stress causato da tanto clamore. Botteon lo ha sentito, il messaggio è diretto. Sebastiano, presidente, mi raccomando, so che la cosa sta
passando, vogliamo subito il prima possibile in campo perché abbiamo bisogno di te. Lui mi ha ringraziato, mi ha detto che con qualche giorno di riposo ritorna in pista. In vista del resto c'è la Dunata di Genova e tutta una serie di iniziative come quella che nella città del Cima ha visto lo scoprimento di una stele dedicata a Luigi Spellanzon, sottufficiale coneglianese morto nel 1938 in Africa orientale, la cerimonia nel parco antistante l'ospedale con la stessa ULS-2 che ha autorizzato l'installazione. Nonostante le profonde ferite, Spellanzon non si arrese e continuò a guidare i suoi commilitoni, spesso salvandone la vita, un figlio della sua epoca che può insegnare qualcosa anche oggi. È stato un giovane che è andato a fare è stato inviato a una guerra che nessuno al giorno d'oggi vorrebbe. È un giovane con tante aspettative che purtroppo poteva fare tanto e invece ha lasciato il mondo in poco tempo. Alla cerimonia, voluta in particolare dagli alpini di Parè, anche il vescovo di Vittorio Veneto e il sindaco Fabio Chies. Rappresenta l'ennesimo simbolo della città alpina per eccellenza. Ci tenevamo a ricordare Luigi Spellanzon sul viale che porta il suo nome, per cui oggi abbiamo riempito una lacuna che secondo noi c'era a Conegliano e ripeto, l'ennesimo tassello di un'alpinità che si rinnova giorno dopo giorno. Poco fa vi abbiamo dato la notizia della scoperta del sequestro di una banca clandestina gestita da un'associazione a delinquere cinesi. Ora per tutti gli approfondimenti ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani che si trova per noi a Padova. La vedo in compagnia del generale Michele Bosco, comandante della Guardia di Finanza di Venezia. Buongiorno Chiara. Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ci ha raggiunto invece il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Padova. Ringraziamo il colonnello Alberto Franceschin per essere con noi. Come dicevi, una banca, una vera e propria banca, con a fianco anche una bisca clandestina è stata scoperta nella zona industriale di Padova. 17 le misure di cautelari che sono in corso di esecuzione proprio in queste ore. Un'operazione che è nata dal controllo capillare del territorio e dall'individuazione di soggetti che viaggiavano su auto di lusso pur risultando di fatto nulla tenenti. Colonnello, è così? Sostanzialmente l'incipit dell'operazione è stato questo, quindi un incrocio di dati e un'attività investigativa iniziale su soggetti che non rispondevano da un punto di vista di profilo reddituale al tenore di vita che avevano. Le indagini si sono poi sviluppate con metodi classici prima e direi tecnologici poi, quindi attraverso strumenti tecnici, intercettazioni telefoniche, audiovisive, intercettazioni ambientali e si è potuto accertare l'esistenza di questa banca clandestina, quindi di questo ufficio dove avveniva tanto la fase della raccolta del denaro quanto la fase del successivo impiego che avveniva sia attraverso prestiti a tassi usurai fino al 120% su base annua e attraverso una vera e propria attività finanziaria di prestito del denaro, di cambiavalute. Ecco, c'erano 3 punti di raccolta, la banca ha un'allocazione nella zona industriale di Padova, dicevamo 3 punti di raccolta, fondamentalmente un problema di collegamento con assolutamente. I 3 centri di raccolta che abbiamo individuato nel corso delle indagini erano 2 di questi degli appartamenti e venivano sostanzialmente gestiti da 2 membri dell'associazione criminale e il terzo era un ufficio all'interno del centro ingrosso Cina. Ecco, erano in grado di gestire un vero e proprio fiume di denaro, sono stati state eseguendo sequestri preventivi per 40 milioni di euro, una cifra davvero imponente. Sì, sono oltre 40 milioni di euro, in questo momento siamo in una fase di esecuzione, allo stato attuale possiamo dire di aver rinvenuto e cautelato tra denaro contante e criptovalute, gioielli e preziosi per oltre 1,5 milioni di euro, edifici e autovetture di lusso, ma ovviamente
come dicevo, siamo in fase di esecuzione, le attività finanziarie e patrimoniali sono in questi momenti sono ancora in corso e non si completeranno nelle prossime ore. Ecco, allora davvero grazie, ovviamente vi daremo tutti i dettagli nelle edizioni di questa sera. Ringrazio ancora il nostro ospite, il colonnello Alberto Franceschin, grazie per la collaborazione tecnica a Cristian Rocchi Aiende. Filippo, la linea può tornare a te. E grazie a Chiara Gaiani per questo collegamento in diretta da Padova. Noi ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Adesso parliamo di progetti per parchi agrivoltaici in Veneto. Ci sono progetti che stanno facendo discutere, suscitando più di un malumore tra le comunità coinvolte. Il Consiglio regionale ha convocato a Venezia i sindaci dei comuni che sono coinvolti da questo progetto. Vediamo i servizi. Ogni promessa è debito, recita il vecchio adagio. E il consigliere regionale Roberto Marcato il suo debito l'ha pagato, convocando in commissione congiunta a Palazzo Ferrofini i sindaci del Veneto che sono alle prese con progetti di agrivoltaico in grado di cambiare il volto al territorio. I sindaci stanno dando un urlo d'allarme per il fatto che arrivano spesso e volentieri multinazionali ad alto tasso speculativo che si mettono a fare questi campi fotovoltaici in barba all'ambiente, in barba alle culture pregiate per fare speculazioni, perché noi tra l'altro siamo uno dei paesi che paga di più l'energia. Ne sanno qualcosa a Rosà, dove il comune e la gente, le associazioni, gli addetti ai lavori, i comitati e pure le amministrazioni confinanti hanno già detto di no al progetto di agrivoltaico che un privato vorrebbe portare nelle campagne di Travettore. Il progetto è fermo in regione a causa delle osservazioni mosse dai cittadini e dal territorio, ma fra 6 mesi il privato potrebbe ottenere il via libera definitivo grazie a una normativa che per molti ha maglie troppo larghe per progetti come quello di Rosà. I sindaci si trovano di fatto senza strumenti per poter in qualche modo calmierare, gestire questi impianti e quindi sono rivolti al sottoscritto e abbiamo deciso di convocare assieme alla collega Presidente De Berti la terza e la seconda commissione per fare il punto assieme ai sindaci, assieme agli assessori regionali di competenza, perché noi dobbiamo essere a fianco dei nostri sindaci e del nostro territorio. Non ci sarà solo Rosà a Venezia, ci saranno tanti altri sindaci, tanti altri comuni nelle medesime condizioni, per dire tutti assieme una volta per tutte che c'è un'altra via per le rinnovabili, ma che la campagna deve restare campagna. Nulla contro le energie rinnovabili, ma devono essere fatte nel rispetto del territorio e delle comunità locali. L'auspicio è che riusciamo a fare quadrato attorno a una proposta seria, forte da fare al governo, e il governo deve essere veloce nel mettere in campo azioni che tutelino il territorio e le comunità locali. Appuntamento giovedì mattina alle 10 a Palazzo Ferrofini e naturalmente ci saremo anche noi. E proseguono a Fontaniva gli interventi, siamo in Alta Padovana, contro gli allagamenti sul territorio comunale, avviando un programma di manutenzione straordinaria di pulizia dei fossati per prevenire criticità durante le piogge più intense. Cantieri aperti e interventi mirati contro gli allagamenti. A Fontaniva il comune accelera sulla manutenzione della rete idraulica per prevenire disagi durante le piogge intense. È infatti in corso un piano di pulizia e sistemazione di fossati e canali in diverse zone del territorio. Dopo il completamento dei lavori in via Barina, già conclusi nei mesi scorsi, gli interventi si concentrano ora nelle vie Vignale, Capitello e Peschiera, dove sono in atto operazioni di polizia per migliorare il deflusso delle acque. L'investimento complessivo supera gli 82.000 euro e punta a risolvere le criticità emerse soprattutto in occasione del maltempo, quando alcune strade hanno registrato problemi di drenaggio. Secondo l'amministrazione si tratta di opere necessarie per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di allagamenti, intervenendo in chiave preventiva sulla rete idraulica minore. Il sindaco Alberto Trento spiega che i lavori potranno causare disagi temporanei alla circolazione, ma rientrano in un programma più ampio volto a garantire una gestione più efficace del territorio e una maggiore tutela per cittadini e viabilità. I soci di Centromarca Banca hanno approvato all'unanimità il bilancio ed eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Nell'ultimo triennio destinati al territorio quasi 5 milioni di euro.
Bilancio approvato all'unanimità ed elezione del nuovo CDA, appuntamento importante per i quasi 12.000 soci di Centro Marca Banca, elezioni all'insegna della continuità. Tiziano Cenedese, confermato presidente, Massimo Benetello, vicepresidente vicario, e Giacomo De Marchi, vicepresidente. Sul bilancio sociale della banca ha insistito Cenedese. Il bilancio sociale è quello che evidenzia esattamente la nostra visione, la nostra funzione di banca di comunità. Per quanto riguarda il bilancio sociale comprendiamo tutti i settori che vanno da quello culturale a quello un aiuto a persone meno fortunate di noi, allo sport, a tutto ciò che in qualche modo ha a che fare. Ecco, e quella è veramente quella che noi riteniamo essere la nostra vera funzione. Nell'ultimo mandato Centro Marca Banca ha erogato più di 5 milioni ad associazioni ed enti del territorio, a testimonianza dell'impegno dell'istituto nel proprio ruolo di credito cooperativo, un impegno confermato dai numeri approvati. Centro Marca Banca chiude il 2025 con un utile netto di oltre 27 milioni di euro. Rappresentata da chi deposita i propri risparmi, perché abbiamo una crescita molto significativa della raccolta, 537 milioni nell'arco di questo periodo che non sono solo un numero, ma rappresentano la fiducia che i nostri soci, i nostri clienti, il nostro territorio ripongono in Centro Marca Banca. 31 milioni di euro spesi nell'ultimo stralcio, di cui 13 solo di fondi propri, uno degli ultimi atti del Consiglio d'amministrazione di Ater Treviso, che ha inaugurato 32 nuovi alloggi. Noi abbiamo 16 più 16 ultimati, qui davanti ne abbiamo altri 16 che abbiamo l'impresa check-in che li sta portando avanti, a brevissimo partiranno altri 16 qui sul lotto a fianco. Abbiamo altri 24 alloggi qua in Via La Bassa che sono in fase di ultimazione, quindi andate a capire che più di 30 milioni di investimento sono fondi estremamente importanti e di questi 30 milioni di euro 13 milioni sono delle casse di Ater. Un'inaugurazione a cui il CDA di Ater, giunto a scadenza, teneva particolarmente. Oggi in via Cisole sono 32 gli alloggi completamente riqualificati e in quadrupla classe A, che presto saranno occupati dalle famiglie assegnatarie, ma ne saranno completati altri 60. Una goccia nel mare del problema dell'abitare a Treviso, ma che comunque porta il suo mattoncino. Appartamenti da sistemare, se non vado errando, noi ne abbiamo circa 600. Le Ater hanno delle proprietà ex demanio, quindi estremamente vetuste e magari senza impianti di riscaldamento, dove ci troviamo che per riattare, rendere a norma e quindi poter riassegnare abbiamo delle spese che sfiorano i 60-70 mila euro, quindi capite che sono cifre importantissime. Quando noi mettiamo a disposizione 1 milione di euro fai 15 alloggi, non riesci a farne di più. La Regione ha riprogrammato 50 milioni di euro per un intervento strutturato che aiuti comuni e province a dare risposte concrete a chi una casa non riesce a trovarla, pur lavorando regolarmente. Siamo la prima regione che investe rispetto a questo e soprattutto investe in 2 categorie legate, una parte ai riatti e l'altra parte legata al social housing. Credo che sia fondamentale perché a questo bando, perché sono fondi pubblici, andranno sul pubblico, dove parteciperanno le Ater, i comuni, INPS, INAIL, le ULSS e le IPAB, sia davvero una grandissima opportunità per fare sistema. Questa è una ricaduta insieme a tante altre che ve ne saranno negli anni futuri. Il diritto alla casa per noi è un valore centrale. Poi c'è un tema caldo toccato dall'assessore Tessarolo, ovvero spesso chi occupa queste case poi non le tratta col dovuto rispetto, spesso danneggiando il patrimonio. Bisogna lavorare parallelamente alla cultura dell'abitare, cioè bisogna mantenerli, è un bene pubblico, è un beneficio che la collettività dà a chi li occuperà, bisogna viverli responsabilmente, conoscendo anche le regole del convivere. Mi è piaciuta la benedizione del Don perché ha riportato proprio a questo, l'abitare non è solo un immobile, non è solo la risposta a un'urgenza o un'emergenza, è anche un vivere una comunità, un condividere delle regole di buon vicinato, un condividere una prossimità che è fatta anche di paletti e non solo di emergenza. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG andiamo a Venezia per raccontarvi la storia di 4 cavalieri di San Marco della Riviera del Brenta che erano stati espulsi dall'associazione e poi sono stati reintegrati con una sentenza del TAR del Veneto. Siamo stati costretti per ben 2 volte a impugnare delle delibere di esclusione che l'associazione aveva ritenuto di fare nei nostri confronti. In entrambe le volte il Tribunale Civile di Venezia ha sospeso la delibera di esclusione e ci ha reintegrati nei ruoli. Adesso
aspetteremo l'esito della causa di merito. Noi siamo stati costretti anche a chiedere un risarcimento danni per questo, ma siamo pronti, parlo anche credo per i miei colleghi, a dare quei danni in beneficenza, perché noi non abbiamo bisogno, ringraziando Dio, come ogni buon veneto non ha bisogno dei soldi di nessuno, se li procura con le sue manichette tirate su ogni mattina. Entra nelle fasi finali la diatriba tra il Cavalierato di San Marco della Riviera del Brenta e la dirigenza veneziana. Una frattura che arriva da lontano, quella tra le due parti, dopo che Giovanni Conte, Paolo Lucarda, Stefano Marrone e Francesco Rigoni erano stati dichiarati decaduti a causa di un pagamento tardivo della quota associativa pochi giorni prima di un'assemblea in cui avrebbero voluto esporre le proprie posizioni, senza averne però la possibilità. Una decisione contestata e finita davanti ai giudici. Il Tribunale amministrativo del Veneto ha però sospeso il provvedimento e reintegrato i 4 membri nelle loro piene funzioni. Quello che è successo all'improvviso ce lo stiamo ancora oggi spiegando, perché ci siamo visti cacciare via così all'improvviso, senza motivazione. Io ho dato tanto a questa associazione, perché ben tutti sanno quello che io ho sempre donato e dato per questa associazione, e vedermi cacciato via magari per motivi che non li elenco, ma sicuramente che non fanno parte del mio DNA, mi sono sentito anche offeso. Quindi io sono pronto a collaborare ancora con questa associazione, ma credo di voler essere rispettato per quello che sono. I diretti interessati parlano di decisioni legittime e inaspettate, ma si dicono pronti a mettere una pietra sopra tutta questa storia pur di continuare ad aiutare il prossimo. Lo spirito mio è sempre stato quello di fare del bene, di aiutare i poveri, però con questa associazione, con questa presidenza, con questo sistema non è seguita così. Tanto è vero che, come siamo stati espulsi, il giudice ci ha integrati, perché noi avevamo ragione e di fronte alla giustizia più volte è stato ribadito che noi 3 avevamo ragione, quindi avanti tutta. Io sono disponibile a continuare a fare del volontariato per questa associazione dei Cavalieri San Marco. A Treviso il Parco della Storga si rilancia grazie a un importante progetto europeo, mappe multilingua, audioguide, laboratori didattici e un numero crescente di visitatori. Sono stati costruiti dei percorsi tematici, 3 percorsi tematici, uno sul tema dei matti, cioè la pazzia legata all'ospedale psichiatrico che era la sede della provincia, una volta era l'ospedale psichiatrico, uno sul tema dell'acqua. In questo parco nascono 2 fiumi, il Piavone e la Storga, che sono 2 fiumi di risorgiva che poi finiscono nel Sile, e poi uno sul tema del bosco, che ha una particolarità perché è un bosco piantumato negli anni 90 con dei fondi europei dalla provincia quando ha acquistato il bene. Durante i percorsi si può accedere a dei contenuti multimediali, cioè a dei racconti e degli approfondimenti che ci accompagnano a scoprire il parco anche in autonomia, nel caso in cui non si sia accompagnati da un educatore, da una guida. Oltre 213.000 euro investiti e una fruizione in crescita, il Parco dello Storga si rinnova grazie al progetto europeo Learn Out. Grazie a queste risorse sono stati realizzati un sito dedicato, mappe interattive, audioguide, laboratori per le scuole e una nuova segnaletica. Interventi concreti che migliorano l'esperienza di visita, rendendo il parco più accessibile a cittadini e turisti. Grazie a questo progetto che ci ha visti coinvolti assieme al Friuli Venezia Giulia e all'Austria e ai fondi che abbiamo preso, a questi fondi europei che siamo riusciti a intercettare, la provincia di Treviso è riuscita a valorizzare il Parco dello Storga. Dati del 2025 vedono il turismo in crescita di un più 5% rispetto al 2024 e se lo mettiamo in confronto dal 2022-2023 stiamo parlando di un più 18%. Michele Genovese, direttore del GAL Alta Marca, sottolinea l'importanza del lavoro in rete e degli investimenti per la valorizzazione del territorio, puntando su educazione ambientale e turismo sostenibile. Lo scopo del progetto è quello proprio di dotare i parchi di strumenti gestionali, di promozione e anche di un edugame per dotarsi di strumenti per poter rafforzare la loro offerta verso i loro destinatari, che sono principalmente i ragazzi per le attività didattiche e le famiglie. E a proposito di mantenimento del verde pubblico, a Bassano del Grappa le opposizioni chiedono che il sindaco faccia seguire regole ben precise per quanto riguarda potature e tagli di alberi in città.
Basta tagli sconsiderati di piante, potature fatte un tanto al chilo, mettendo a rischio sicurezza gli alberi lungo le vie della città. Insomma, una più corretta e oculata gestione del verde pubblico. È quanto chiederanno all'amministrazione comunale i consiglieri di minoranza nella prossima seduta consiliare, nell'ottica del rispetto ambientale, ma soprattutto della sicurezza dopo le questioni sollevate in alcuni quartieri cittadini, dove i lavori sul verde pubblico sono stati fatti senza rispettare i criteri ambientali minimi introdotti da decreto ministeriale nel 2020. Questi dettano precise regole che le minoranze chiedono al Comune di introdurre una volta per tutte. I comuni si stanno mettendo in regola, per così dire, un po' alla volta, e noi chiediamo che anche Bassano, oltre a quello che già è stato fatto, arrivi al punto in cui questi criteri ambientali minimi siano la regola per ogni intervento del pubblico, ma non solo. Chiediamo anche che la Giunta si faccia portavoce di un'opera di sensibilizzazione e di divulgazione anche presso i privati, in modo che anche quando gli interventi vengono svolti dai privati siano rispettosi di questi criteri ambientali minimi. Voi avete portato sul piatto 2 esempi, ovvero 25 aprile e quartiere Firenze. Esattamente, anche dal dibattito, a volte anche un po' acceso, che c'è stato in quei quartieri e in città a partire dalle potature del 25 aprile e anche nel passato un po' meno recente ma non molto lontano in quartiere Firenze, abbiamo colto l'occasione per dire bene, ci sono delle regole per agire da questo punto di vista, mettiamole in pratica in modo che poi si facciano le cose come devono essere fatte e si vada anche incontro a chi chiede appunto interventi un po' più equilibrati di alcuni che si sono visti nel passato. Grande successo per la 26esima edizione della Padova Marathon. Il vincitore arriva dall'Uganda, podio veneto per la mezza maratona. Terzo 2 anni fa nella mezza maratona, secondo nel 2025 sui 42 km. Finalmente quest'anno l'ugandese Victor Chembowi raggiunge il gradino più alto del podio della Padova Marathon 2026. Dietro di lui dal Kenya Labav Chekrom al secondo posto, al terzo posto invece Terence Bisosa del Burundi. La keniana Gladys Chemutai domina la gara femminile, seguita da 2 connazionali. Per la mezza maratona maschile invece il podio è tutto italiano. Ahmed Houda al primo posto e Daniel Meucci, atleti della squadra dell'esercito, mentre al terzo posto il veneto Daniele Ferronato di Trevisa Atletica. Sia lui che Houda sono allenati da Ruggero Pertile. Padova è una città che mi ha aspettato, mi ha accolto e sto coltivando i miei sogni qua, grazie sotto la guida di Ruggero Pertile. E sono molto contento di aver lasciato un'impronta e poi ci tenevo tantissimo a far bene perché sono strade che conosco e quindi è veramente un'emozione. 6.000 gli atleti che hanno preso parte a questa edizione della Padova Marathon, arrivati da 70 paesi del mondo. Abbiamo atleti di casa, abbiamo atleti internazionali, ci tengo a sottolineare che abbiamo accolto 70 paesi diversi, abbiamo distribuito pettorali per i 5 continenti, addirittura abbiamo avuto atleti che ci hanno raggiunto dall'Australia. Io personalmente ho dato un pettorale a un ragazzo del Kazakistan, quindi Padova sempre più internazionale. A premiare il vincitore è stato il presidente del Veneto Alberto Stefani. E oltre alla maratona a Padova anche la grande festa delle stracittadine a cui hanno partecipato più di 40.000 persone. Sia una bella corsa e un grande evento per la città di Padova. Allora, diamo la bandiera tricolore al presidente che darà il via alla 10 in crono. 5, 4, 3, 2, 1, si va con la 10 in crono! È stato il presidente del Veneto Alberto Stefani a dare il via alla gara competitiva della 10 crono. Sotto un bel sole all'insegna della festa, migliaia di padovani si sono riversati in Prato della Valle per partecipare alle stracittadine. Sarà una bella giornata, ma soprattutto sarà un grande evento di sport per Padova e tutto il Veneto. Numeri da record per questa 26esima edizione, oltre 40.000 i partecipanti alle stracittadine a cui si aggiungono i 1.600 della crono e i 6.000 delle prove agonistiche. Tante le istituzioni presenti
studenti che hanno indossato la maglia da runner per affrontare i percorsi da 1, 5 e 10 chilometri. Stupenda, guardate, io sono emozionato per queste cose, fa venire pelle d'oca, bellissima la città, sole, gente che sta assieme. E oggi è una festa con tutte le famiglie, prima ero a Leuganeo a dare il via alla partenza della maratona, bellissimo, veramente bello e adesso ci divertiamo. Ho sempre partecipato da podista, da persona che comunque ama la città di Padova e poi questa è una grande festa. Brave ragazze! Siete pronti per partire? Sì! 5, 4, 3, 2, 1! Si va! Forza! Attenzione, partono i bambini di Assindustria! Un minuto di rumore contro la violenza di genere prima della partenza. Lungo il percorso la voce di tante onlus inserite nel charity program dell'evento. È una casa famiglia che accoglie mamme e bambini in difficoltà, ci sono 4 settori, ognuno al proprio e abbiamo un mucchio di educatori. L'associazione Piccolo Principe della Fondazione Ometto ha regalato alla scuola dell'infanzia Il Giardino di Noventa Padovana un defibrillatore proprio per dare la possibilità a tutte le scuole di essere cardioprotette. Zia e nipote. Sì. Vai più veloce tu. Sì. Si corre con la zia, con i nonni, grandi e piccoli, tutti assieme. Si cammina percorrendo le strade più belle della città. Ci si gode la domenica di sport e si taglia il traguardo sorridendo, perché alla fine l'importante è partecipare. Del chilometro. Aspettiamo ancora qualcuno? Era l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il notiziario di Vicenza. Quindi l'appuntamento si rinnova con Focus, il talk show di Rete Veneta in diretta alle 21:15. Ospiti Sante Carraro, Gianluca Colusso, Corrado Cortese, Lorenzo Damiano, Gianluca Forcolin, Jacopo Maltauro e Laura Puppato. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.